Sono Andrea Landi, professore associato presso il Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova e responsabile dell'unità operativa semplice di neurochirurgia stereotassica e funzionale dell'azienda Ospedale Università di Padova. La neurochirurgia funzionale è un ambito specifico della neurochirurgia che tratta determinate patologie come la malattia di Parkinson e la distonia e fra queste l'epilessia. Ci sono delle forme di epilessia che non rispondono adeguatamente al trattamento farmacologico. L'epilessia è una malattia molto comune, coinvolge circa l'1% della popolazione mondiale. In Italia si stimano 600.000 pazienti affetti da epilessia con circa 35-36.000 nuovi casi all'anno. Nel 70% dei casi queste forme di epilessia sono curabili, perfettamente curabili con i farmaci, ma in un 30% dei casi i farmaci non sono sufficienti. I pazienti, nonostante la terapia farmacologica, continuano ad avere crisi epilettiche e questo si verifica con due picchi di età, soprattutto in età pediatrica o sopra i 65 anni. Questi pazienti vengono detti farmaco-resistenti. In questi casi, non in tutti purtroppo, ma in molti di questi casi, può essere indicata un trattamento chirurgico della loro epilessia. Gli interventi chirurgici che possono essere praticati in caso di epilessia farmaco-resistente sono di diverso tipo. Il trattamento più efficace è quello che consiste nel rimuovere il focolaio epilettogeno, cioè la parte di cervello dal quale parte la crisi epilettica che poi può propagarsi in altre strutture cerebrali. Per identificare questo focolaio epilettogeno è necessario uno studio prechirurgico piuttosto complesso, multidisciplinare, che può essere effettuato solo in centri ben attrezzati e con un adeguato expertise. Lo studio prechirurgico consiste ovviamente in una valutazione epilettologica, clinica molto raffinata delle modalità con cui si sviluppa e si propaga la crisi epilettica, uno studio elettroencefalografico prolungato, eventualmente con una video EEG o addirittura con studi di elettroencefalografia invasiva, uno studio adeguato di risonanza magnetica e anche di imaging funzionale come la PET-MRI, che è un esame che possiamo praticare qui a Padova come in pochi altri centri al mondo e che ci dà un plus per quanto riguarda il nostro gruppo di lavoro. Come avrete capito, quindi è un'attività fortemente multidisciplinare che coinvolge quindi diverse figure professionali, in primis il neurologo epilettologo, il neurochirurgo funzionale esperto di chirurgia dell'epilessia, ma poi ovviamente anche il neuroradiologo, il medico nucleare, il neurofisiologo, i tecnici di neurofisiopatologia, gli anestesisti dedicati a questo tipo di chirurgia, oltre a tutto il personale di supporto della sala operatoria, del reparto e al personale amministrativo. Quindi una grossa organizzazione multidisciplinare dove ciascuno ha un suo ruolo e ovviamente una sua dignità importante in questo complesso ingranaggio. La chirurgia resettiva, cioè quel tipo di chirurgia che è indirizzato a rimuovere il focolaio epilettogeno, è estremamente efficace. Si ha la guarigione dei pazienti in percentuali variabili dal 70 all'80% dei casi. Vuol dire cioè che questi pazienti non avranno più crisi epilettiche. In moltissimi casi, tra l'altro, possono nel giro di alcuni mesi ridurre e azzerare la terapia antiepilettica che facevano in precedenza. In casi in cui non si può per vari motivi identificare un focolaio epilettogeno ben preciso da andare a rimuovere, si possono fare comunque altri interventi di neuromodulazione come la stimolazione vagale, la stimolazione cerebrale profonda e altre tecniche che
hanno un'efficacia un po' inferiore rispetto alla chirurgia resettiva, ma che comunque permettono a questi pazienti nel 50-60% dei casi di avere dei miglioramenti sostanziali del loro quadro epilettogeno. Tutti questi tipi di trattamenti chirurgici sono possibili e effettuabili presso il nostro centro di Padova. Presso la neurochirurgia funzionale dell'ospedale, azienda ospedale Università di Padova, è costituito un gruppo multidisciplinare, come prima accennato, in grado di affrontare quindi tutti i casi di epilessia farmacoresistente che possono avere un'indicazione chirurgica, sia in ambito epilessia dell'adulto che in ambito di epilessia pediatrica. Ci tengo a ripetere l'importanza della multidisciplinarietà di questa attività, che può portare quindi a dei buoni risultati generali. La chirurgia dell'epilessia generalmente in Italia è purtroppo sottoutilizzata, ci sono numerosi centri, numerosi gruppi che lavorano in maniera egregia, ma è necessario che nasca una maggiore sensibilità da parte anche dei neurologi del territorio, per esempio, nel indirizzare i pazienti farmacoresistenti a un eventuale studio prechirurgico e quindi a un possibile trattamento chirurgico che, come dicevamo prima, ottiene dei buoni risultati nella maggioranza dei pazienti.